se io leggo bene, adesso si va in deroga solo alla lettera C, quindi è inutile che dite di no. È così, voi avete scritto una cosa e adesso la cambiate, ok? Io l'altra volta vi ho detto com'è possibile. Allora perché avete presentato l'emendamento? Cosa ridete? Cosa ridete? Io l'altra volta vi ho detto che voi con questa legge prevedevate la distruzione delle grotte perché avevate lasciato la lettera A all'interno. Allora già avete risolto quel problema, va bene, però adesso dovete spiegare come con la torretta di cui parlava l'assessore prima si arrivi a compromettere la funzionalità dell'ecosistema di una grotta o di una fora, o come si possa alterare il regime idrico. E allora è chiaro che il problema mi pare che rimanga. Allora tutto questo problema, visto che bene o male c'è anche a livello nazionale un'ampia discussione sulla velocità delle leggi, sulla necessità di fare una navetta, sulla necessità di prevedere il tempo necessario per scrivere una legge, no? Perché qualcuno dice che in 10 giorni una legge si può scrivere. Bene, se noi il 14 settembre avessimo dato retta a buona parte anche della maggioranza e avessimo approvato quel testo, avremmo lasciato la lettera A dentro. Voi ci state dando la dimostrazione che anche le riforme costituzionali del vostro governo, non posso dire cosa sono, ma sono sbagliate. Proprio per questi motivi, perché la navetta serve proprio a queste cose, a prendersi del tempo, a valutare le cose, a stare a sentire anche le opposizioni ogni tanto, che non hanno sempre torte, che non gridano sempre al lupo, anche perché quello che abbiamo detto noi, siccome abbiamo sollevato il problema della TAV, perché ovviamente opere pubbliche che devono distruggere il Carso Triestino, possiamo dire il Carso Triestino, mi pare che ce ne sia solo una in previsione. Se poi ne vogliamo fare anche altre, bene, basta dirlo. Allora basta essere chiari. Si dice che non si vuole l'alta velocità o l'alta capacità, perfetto. Sono 2 anni che noi chiediamo che vengano smentite le dichiarazioni fatte a livello nazionale dove si dice non si va avanti più col progetto da 7 miliardi e mezzo, ne facciamo un altro da 1 miliardo e 8 che però prevede 20 km di galleria nel Carso. Questo è stato detto alla Camera dei Deputati, non me lo sono inventato io, ci sono i resoconti, bastava solo smentirlo e dire che non è così. Noi abbiamo le dichiarazioni del commissario Mainardi, che era il commissario straordinario, dove diceva che si poteva fare comunque un intervento infrastrutturale per 800 milioni, poi ne proponete uno da 1 miliardo e 8, l'altro miliardo a cosa serve? O a chi serve? Lo vogliamo dire una volta per tutte oppure no? Non lo so, me lo dovete dire voi. A cosa serve più che altro? Perché non abbiamo ancora un progetto. A cosa serve? Serve, qualcuno servirà. A qualcuno servirà. Come lo dovete dire voi? Di sicuro non a noi, se per fare le stesse cose erano chiesti 800 milioni di euro. Fate due domande, dovreste sapere. A parte questo, chiaramente noi possiamo rimanere sulla contrarietà dell'arbitro proprio perché, come detto, se la lettera C rimane in piedi, voi ovviamente fate un passo in avanti e dite che non si può distruggere, occludere o modificare la forma carsica di una grotta. Ma se ci lasciate tutto il resto e io ritorno a farvi la stessa domanda, allora mi dovete spiegare come sia possibile alterare un regime idrico, compromettere la funzionalità di un ecosistema e anche alterare in maniera permanente un ambiente. Sicuramente non servirebbe in quel caso una grotta o una galleria per farlo, ci vuole molto meno, sicuro, però questo rimane. E anche se voi mi venite a dire facciamo una ponderata motivazione, io ho già detto l'altra volta, ma visto che ripetita Juventus, perché forse a dire le cose 2 o 3 volte poi vedo che ci arrivate. Quando dite che si fa una motivata ponderazione e quando dite che comunque si fa una valutazione di impatto ambientale, io lo ripeto, avete l'esempio di fronte ai vostri occhi dei piloni di Terna SpA.
Lì è stata fatta una valutazione ponderata? Qualcuno l'ha mai fatta? Allora, 22 km per fare una galleria nel caso, i soldi si trovano, tutto bene, eccetera. Chiedere di interrare 6 fili, impossibile.